Una pagina triste della politica veneta, invece il giudizio del consigliere regionale bassanese Nicola Finco, che invita però a non generalizzare. I politici non sono tutti uguali. Cosa pensa della nuova Tangentopoli scoppiata in Veneto? Diciamo che questa è una triste pagina della politica veneta. Quello che mi auguro è che la magistratura faccia chiarezza il prima possibile, ma quello che tengo a precisare è che la Lega ne esce pulita da questa inchiesta in quanto nessun componente del nostro partito è coinvolto. A differenza di partiti come il Partito Democratico, che ha due noti esponenti come Orsoni e il consigliere Marchese, che invece oggi sono stati arrestati. E purtroppo questi fatti cosa portano? Portano la gente a dire che siamo tutti uguali, ma non è così, perché il Veneto è fatto anche di tantissime brave persone e di tantissimi bravi amministratori che ogni giorno lavorano nell'interesse dei cittadini. Resti dell'inchiesta. Amarezza, indignazione e a volte rassegnazione. Di certo non stupore verso una classe politica per la cui credibilità